Il sommario di questa settimana: Deon, essere più uniti per guardare al nostro futuro. Per Veneto Strade chiesti fondi certi. Antinesca De Pol, vicepresidente di ANAP Veneto. Ed infine estetica, aggiornamento professionale all'estero. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Ancora una volta il presidente di Confartigianato Belluno, Giacomo Deon, non ha perso occasione per rilanciare la richiesta della convocazione di un'assise dei bellunesi per decidere sul loro futuro. Dopo averlo proposto nella lettera aperta inviata qualche settimana fa alla presidente della provincia, Daniela Larse Filon, l'argomento è stato riproposto nei giorni scorsi dopo la denuncia del sindaco di Pieve di Cadore, Maria Antonia Ciotti, circa la svendita bellunese di servizi pubblici e istituzioni. L'invito di Deon è di trovare parole nuove per essere più uniti e per guardare al nostro futuro e ai nostri giovani. Confartigianato Belluno, assieme alle altre associazioni di categoria bellunesi, ha chiesto con forza che siano assegnati fondi certi e adeguati a Veneto Strade per la manutenzione e lo sgombero neve, ripristinando l'accordo iniziale con lo Stato che dal 2010 è stato disatteso. Dal 2010 infatti il trasferimento del contributo statale non è più vincolato e in più si sono aggiunti i tagli ai trasferimenti decisi dai vari governi. Ciò ha determinato una costante diminuzione della cifra che la provincia di Belluno ha assegnato a Veneto Strade. Finora è stata la Regione Veneto a sopperire alla mancanza di risorse economiche, ma non può durare così. Su queste ragioni, afferma Confartigianato, si fonda la nostra richiesta, mentre sull'entità del contributo si potrà discutere, ma solo se a Veneto Strade sarà assegnata una cifra certa e concessa una certa libertà sulla programmazione e sulle politiche del personale. Un nuovo e importante incarico è giunto per la presidente di ANAP Belluno, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati. La presidente bellunese, Antinesca De Pol, è stata eletta vicepresidente di ANAP del Veneto. Dopo questa nomina, Belluno conserva ancora una posizione di rilievo all'interno dell'ANAP del Veneto, che segue un lungo periodo della presidenza regionale retta da un altro bellunese, Valerio De Pellegrin. Una buona mezza notizia per le imprese che operano con la pubblica amministrazione raggiunta a seguito delle forti proteste di Confartigianato, appoggiate anche dalle altre associazioni di categoria. Nel decreto milleproroghe, infatti, il governo ha introdotto una novità per compensare almeno in parte gli effetti negativi sulle imprese provocati dall'applicazione dello split payment, il meccanismo in base al quale gli enti pubblici versano l'IVA delle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi direttamente all'erario e non più alle imprese stesse, con il risultato che le imprese rimangono in credito d'imposta. La correzione, finalizzata ad incrementare la liquidità dell'azienda, prevede che fino al 2016 l'impresa appaltatrice riceva un anticipo di prezzo pari al 20% dell'importo dei valori. Doppia esperienza tecnico-professionale all'estero per un gruppo di estetiste di Confartigianato Belluno con il coordinamento dell'attività da parte del centro consorzi. Il tutto volto ad acquisire adeguata preparazione all'accoglienza della clientela internazionale anche tra le montagne bellunesi. Una decina di loro infatti sono state ospiti alle terme di Olimia in Slovenia e di Tueli in Croazia per un confronto con le colleghe che operano nei due centri termali e per lo scambio di conoscenze. Una vera e propria opportunità di crescita professionale è stato il commento unanime delle partecipanti alla trasferta. Le giornate presso i due centri termali hanno permesso alle operatrici bellunesi dell'estetica di approfondire in particolare l'organizzazione e la gestione di un centro termale e di centri benessere in un paese dalla lunga tradizione in questo campo, ma anche di visitare aziende di cosmesi in zona. Siamo vicini alla festa della donna, l'8 marzo infatti c'è questa ricorrenza. Appunto per questo sono qui a parlare della donna, ma in versione imprenditrice. Vorrei parlare oggi di welfare perché ci sono delle novità per quanto riguarda la donna imprenditrice, l'autonoma. Come Movimento Donne Impresa abbiamo avuto il 19 febbraio scorso un incontro a Roma con il Ministero del Lavoro e precisamente con la sottosegretaria Teresa Bellanova che si occupa appunto di imprenditoria.
Con lei abbiamo avuto un dialogo molto stretto e molto interessante per la prima volta, come dicevo prima, perché ha capito effettivamente quali sono le disparità tra la lavoratrice dipendente e la lavoratrice autonoma. Per quanto riguarda la tutela nel momento della maternità, la tutela alla maternità, e anche per quanto riguarda nel momento di bisogno per le cure parentali o per la salute dei figli o di qualche familiare. Ecco, essere riusciti ad intavolare un argomento del genere direttamente con un sottosegretario per noi è stato veramente tanto, anche perché la sua disponibilità è stata altissima e ha chiesto di collaborare portando quelle che sono le nostre problematiche, le nostre esigenze al tavolo di lavoro. Non credo che cambierà dall'oggi al domani, ma io sono molto ottimista sotto questo punto di vista, perché è appunto, come ripeto, la prima volta che si riesce ad arrivare ad un certo livello e dove esporre quelle che sono le nostre problematiche, principalmente appunto di conciliazione. Argomenti che comunque come Donne Impresa Belluno abbiamo già affrontato in varie occasioni e siamo riuscite a pubblicare una guida proprio su questo argomento. Le opportunità che dovrebbero esserci saranno queste: dei voucher appunto per la maternità e nel caso di bisogno di cure parentali. Ci sarà la possibilità, nel momento in cui viene portato avanti questo decreto legge, che si svilupperà all'interno o ha cominciato a svilupparsi all'interno del decreto del Jobs Act, ci porterà a vedere una figura, all'inserimento di una figura nuova all'interno delle nostre aziende appunto nel momento di bisogno, che è la sostituta d'impresa. Per noi questo sarebbe veramente un traguardo grandissimo, perché vorrebbe dire, nel momento in cui abbiamo la difficoltà, di poter rimanere a casa serenamente senza avere il problema di non lavorare e in più avere il pensiero di queste attività che molte volte vengono chiuse. Oltre a questo volevo aggiungere che come attività che stiamo portando avanti in provincia di Belluno abbiamo all'interno della nostra programmazione semestrale 2 incontri prossimi, uno il 16 di marzo e l'altro il 21 aprile, con il dottor Zema, che è un esperto di comunicazione, un coach training, dove parleremo di come sviluppare la nostra impresa e ci porterà degli esempi concreti da poter sviluppare e da poter portare qualcosa di veramente utile nelle nostre attività dopo aver fatto questi incontri. Vi aspetto quindi numerosi, perché è aperto non solo alle donne ma a tutte le imprese, vi aspetto numerosi a questi incontri, basta fare l'iscrizione in sede di Confartigianato Belluno. Oggi siamo a Limana, in un centro estetico unico nel Veneto, ad avere un particolare trattamento. Come si chiama e che tipo di trattamento è? Questo trattamento si chiama Ridutella, è un trattamento basato sull'applicazione di bende, precisamente 28, che sono messe a ionizzare, impregnate di sali minerali ad una temperatura di 40 gradi per circa 2 ore. A chi si rivolge questo trattamento e che tipo di benefici ha? È rivolto a tutti, sia donne che uomini, quindi non agisce solo sull'adipe femminile, ma anche per gli uomini che soffrono di gonfiore addominali e si stressano facilmente, per persone che hanno una vita sedentaria, una cattiva circolazione sanguigna e linfatica, e per persone che hanno provato varie volte varie diete senza aver ottenuto i risultati sperati. Fa bene anche per problemi dermatologici, tra cui la psoriasi, eczemi, smagliature e cicatrici. Per persone invece che sono particolarmente sportive, perché è consigliato? È consigliato particolarmente per la disintossicazione e la purificazione del corpo, perché ha vari benefici. Tra questi migliora il metabolismo, migliora la circolazione sanguigna e linfatica, rimodella il corpo nei punti dove c'è bisogno, rassoda glutei e seno.
Va fatto con una certa costanza, con una certa regolarità. Le sedute sono calcolate in base alla proprietà, va fatto un trattamento per ogni 10 anni d'età, questo perché il medico tedesco sostiene che con un trattamento riusciamo a disintossicare a 10 anni di età, quindi esempio una persona di 50 anni ne deve fare 5, di 40 anni ne deve fare 4 e via dicendo. E si effettua con una periodicità quindicinale, cioè ogni 15 giorni. Quanto dura in media una seduta? Circa 2 ore. Allora, vediamo nel dettaglio alcuni passaggi. Inizio con l'applicazione della benda e inizio a fare il punto di drenaggio alla caviglia ed è quello il primo passaggio, vado ad applicare la prima benda. La seconda benda al punto di drenaggio, faccio il punto di drenaggio al polpaccio e poi al cavo popliteo proprio per portare la circolazione in su per poi venire eliminati i liquidi. Poi che passaggio ci fa vedere? Poi faccio il lifting ai glutei, il lifting ai cuscinetti e poi c'è il rassodamento del seno. Dopo sta in posa 70 minuti vengono riprese le misure perché si è coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati. Se nella prima applicazione non vengono persi almeno 20 cm di circonferenza corporei totali, il trattamento sarà gratuito. Questo è un trattamento completamente naturale? Sì, assolutamente sì. Sono tutti sali minerali, potassio, magnesio, zinco, solo sali minerali. Che tipologia di azienda artigiana è questa? La nostra azienda è un'azienda tipicamente del legno che si occupa solo del restauro e ripristino, in particolar modo di beni significativi del serramento, di recupero di travature e anche comunque del mobile, insomma. Da quanti anni è attiva e da che percorso formativo lei arriva? È attiva dal 2002. Io arrivo dalla formazione del legno, dalla scuola del legno nell'89-90 e poi ho fatto 12 anni da dipendente in un'azienda artigiana e poi ho deciso di aprire questa attività appunto per seguire solo ed esclusivamente il ripristino del restauro del legno, quello che prima in falegnameria non si faceva per motivi di tempo e di tempistica, insomma, ecco. Chi sono oggi i suoi clienti? I miei clienti sono privati, maggior parte privati, anche aziende pubbliche come l'azienda Feltrina dei servizi alla persona o puramente di comuni, ma maggior parte privati che si rivolgono a noi per la sistemazione sia del caseggiato recente o anche quello vincolato dalla sovrintendenza, quindi va fatto in maniera particolare, insomma, ecco. Lavorate solo sul territorio o avete lavori anche fuori? Lavoriamo maggior parte sul territorio, però ci spostiamo anche sovente, specialmente nel Veneto, insomma, e anche non solo, per degli interventi di recupero, anche di garanzia delle altre ditte che loro non si occupano, ma bensì andiamo noi per farlo per loro, insomma, ecco. In tempi come questi essere un'azienda di nicchia ha sicuramente aiutato a superare la crisi o affrontare la crisi in maniera differente rispetto ad altre aziende? Ma sì, noi sinceramente, a parte che siamo una piccolissima realtà, quindi il lavoro non ci manca mai, però sicuramente è un lavoro un po' di nicchia che tanti ancora, anche se il lavoro non c'è o anche nel legno di produzione nuova non c'è, non vogliono buttarsi in questo ramo perché è un ramo un po' fastidioso, che però se si attrezza per far questo è un bel settore, insomma, ecco. Immagino che tutte le persone presenti in azienda siano operai specializzati. Sicuramente sì, esatto. Questo sì, adesso addirittura, se posso accennare, dalla settimana prossima inizia anche uno stagista della Scuola del Legno che in collaborazione con il CATA di Sedico vediamo di provare a inserire anche questo tipo di figura per poter procedere e andare avanti, insomma, ecco. Immagino inoltre che qui la formazione e l'aggiornamento sia importante. Sì, la formazione è un aggiornamento importante, poi io mi preoccupo tanto anche del discorso corsi per la sicurezza, quello che riguarda, per essere proprio un'azienda a posto, per poter lavorare senza problemi anche nel pubblico o anche bensì nel privato, sicuramente investendo nella sicurezza e nella preparazione si va sicuramente a vincere a rispetto degli altri che non investono, insomma, ecco. In chiusura di Impresa Diretta il nostro numero telefonico per eventuali informazioni, lo 0437 933 201. Impresa Diretta che torna settimana prossima su Tele Belluno e Radio Belluno alla stessa ora, ma che trovate anche in rete all'indirizzo www.confartigianatobelluno.eu o nel canale di Confartigianato Imprese Belluno di YouTube. Grazie per averci seguito.